train 5, Martina Caironi. So, world champion in Doha and Lyon, and also the world champion in the long jump. Niente sta scritto è un motto che gli atleti paralimpici dimostrano ogni giorno. La storia raccontata nel documentario del regista veneto Marco Zuin è quella di Martina Caironi, atleta paralimpica medaglia d'oro alle Olimpiadi di Rio nei 100 metri. Documentario che nei giorni scorsi è stato premiato agli Italian Paralympic Awards, l'Oscar dello sport paralimpico. Il film, girato tra Kenya e il Trentino, entra nella vita non solo di Martina ma anche del giornalista Pier Giorgio Cattani, che convive con una malattia neurodegenerativa. Pur non intrecciando mai, procedono parallele le loro storie a dimostrare che è possibile vincere il rischio dell'emarginazione e della chiusura in se stessi. Niente sta scritto vuole interpretare la disabilità come un'opportunità e parlare di possibilità e di guarigione che va oltre il corpo fisico. Niente sta scritto è una frase che viene detta in un film, in Lawrence d'Arabia, quando il protagonista recupera dal deserto una persona che si pensava essere dispersa e tornando dice appunto niente sta scritto, cioè siamo noi a scrivere il nostro destino. Il film è stato prodotto dalla Fondazione Padovana Fontana Onlus. È il riconoscimento ad una sensibilità che portiamo avanti da tanto tempo, quella di considerare le difficoltà come un'opportunità e non soltanto come un problema. Martina lo rappresenta, come lo rappresenta l'altro protagonista del film, Pier Giorgio Cattani, che hanno visto nella loro condizione, oltre ai limiti, una possibilità di, non solo di riscatto, ma di esprimere meglio quello che magari non avevano nemmeno scoperto di se stessi.